Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi partiamo da questa posizione che è completamente nel medio gioco, una posizione abbastanza complessa. Cercheremo di analizzarla insieme e di cercare di capire in che modo poter colpire con un tatticismo. Un colpo tattico ovviamente ha con sé dietro un tema. Noi sappiamo che nella teoria degli scacchi ci sono vari temi: l'inchioratura, l'infilata, l'allontanamento del difensore, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi temi. Talvolta in un tatticismo c'è un solo tema, talvolta invece ci sono più temi che si fondono fra di loro e non c'è nulla di male, anzi nella maggior parte dei casi ci sono questi temi fusi fra di loro. Ho la scacchiera ruotata dalla parte del nero, quindi vuol dire che sarà il nero che dovrà trovare un'ottima combinazione. Apparentemente ovviamente si può capire che il nero è messo meglio. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni a fronte di 1, 2, 3, 4, 5, ma al di là di questo il nero ha un bellissimo alfiere che si autoprotegge con questo pedone piazzato proprio in una casa centrale, questo alfiere che ha questa bellissima diagonale, due torri posizionate su colonne abbastanza centrali e sicuramente questa torre del nero è più attiva di questa torre del bianco, così come questo alfiere del nero è più attivo di questo alfiere del bianco. Una donna del nero che è molto vicina al re avversario e una donna invece del bianco che non si capisce come possa riuscire ad attaccare il re del nero. Quindi a fronte di tutto ciò il nero ha un vantaggio. Il problema è sempre cercare di come sfruttare questo vantaggio. Talvolta c'è bisogno di un bel po' di mosse prima che questo vantaggio possa essere veramente concretizzato, talvolta la cosa è un pochettino più fulminea. Ora il nero ha un bel po' di carte a sua disposizione da giocare, ma proviamo a ragionare ad alta voce insieme. Allora, c'è la donna che impedisce al re avversario di andare qui e un alfiere che impedisce al re avversario di andare qui, però il re potrebbe scappare su questa casella bianca, quindi sarebbe bellissimo togliere l'alfiere da qui in modo tale che la nostra torre controlli tutta la colonna D, in modo tale che il re avversario poi non possa andare da nessuna di queste parti. Quindi questa è un'idea. Ovvio che se togliamo subito l'alfiere il nostro avversario può cambiare le torri con scacco, prende un pochettino di iniziativa e può essere un casino. Un'altra cosa che possiamo valutare, quale può essere? Può essere il fatto che dunque il re avversario, abbiamo detto che qui non potrà andare perché ci sarà la nostra bellissima torre e allo stesso tempo non può scappare neanche sopra perché ci sono i suoi pedoni. Dunque se si riuscisse a, per esempio, la sparo così, a portare questo alfiere e questa torre su questa casa, praticamente sarebbe scaccomatto, no? Dico bene? Perché il re indietro non può andare, che c'è la donna, qui c'è sempre la donna e qui ovviamente ci sarebbe il matto. Ora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però iniziamo a vedere come mettere in atto questa cosa qui. Quindi bisogna immaginarci, diciamo, un po' la situazione ideale e capire come arrivare. La situazione ideale abbiamo detto che è la torre in D2 supportata dall'alfiere che dà scaccomatto. Quali sono i problemi ora? Sono questa torre in D1 del bianco e questo cavallo in F3, poiché entrambi controllano il punto in D2, ma con grande maestria adesso il nero riuscirà a spostare i difensori. Allora, la prima mossa è torre per F3. Abbiamo detto che con alfiere F3 il bianco poteva cambiare le torri, quindi subito torre per F3. Che tema abbiamo utilizzato? La rimozione del difensore o la rimozione della guardia. G per F3. E adesso come si continua? Qual è la mossa da fare? Adesso abbiamo detto che dobbiamo cercare di togliere questo alfiere in modo tale che la torre possa avere questa colonna occupata, e però dobbiamo togliere questo alfiere in una casa dove faccia scacco in modo tale da rendere obbligata una mossa al nostro avversario. Un'idea può essere alfiere in E4 scacco, l'altra idea può essere
alfiere per B3 scacco, è totalmente indifferente. Alfiere per B3 scacco, ora il re deve prendere provvedimenti contro questo alfiere. Intanto ti ricordo che si è liberata la colonna della torre, dunque su questa mossa abbiamo liberato essenzialmente la torre che è pronta per andare qui, ma non può ancora andare qui perché c'è la torre avversaria, ma ci arriviamo. A per B3, adesso siamo praticamente prossimi alla nostra soluzione di matto, poiché la torre controllerà questa colonna e probabilmente però il re può scappare indietro. Se ci fosse però, non so, la torre qui dietro, il re non potrebbe più scappare da nessuna parte, dunque donna C1 sarebbe scaccomato, quindi il bianco è costretto a catturare e dopo questa cattura, amici, la mossa finale che avevamo progettato dall'inizio, torre di 2 scaccomato. Il re non può andare da nessuna delle parti, davanti ovviamente ai suoi pedoni, dunque abbiamo sacrificato tutto per arrivare in questa posizione. Torniamo un passo indietro che la rivediamo, perché è sempre bello rivedere le cose poi dal punto iniziale. Abbiamo questo punto qui, dunque l'idea era semplice, quella di riuscire a bloccare la fuga anche del re all'indietro, dunque col sacrificio di donna la torre viene qui e poi una volta che la torre è qui scendere giù con la nostra torre. Però prima bisogna rimuovere questo cavallo che difende il punto di 2, dunque abbiamo visto torre, questa, poi abbiamo tolto l'alfiere in modo tale che libera la colonna, cattura, sacrificio di donna in C1 e alla fine torre di 2. Ovviamente questo sacrificio è veramente difficilissimo da vedere in partita, siamo a livelli magistrali, però questo era solo un esempio per farti capire quanto e cosa può fare la tattica all'interno di una partita di scacchi. Bene, come al solito io spero che il video sia stato di tuo gradimento, ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti perché sono pochi coloro che guardano i video che sono iscritti al canale di Matto Scacco, molto male. Scherzavo ragazzi, ci vediamo domani in un altro nuovo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!